Ebbene, siamo tornati nel Bellunese, in quel del Bellunese, per sentire, dopo la grande disgrazia di 2 anni fa, quei grandi vortici che hanno portato via milioni di alberi, e adesso li tocca anche la pandemia del coronavirus. Io sono in collegamento con Luca Strano e Sonia Lunardelli, ai quali voglio chiedere, in funzione della loro funzione sociale, la Sonia è tributarista commercialista e Luca è invece conduce un'attività, una gelateria nell'Agordino, e è amministratore di condomini. Bene ragazzi, Luca ciao, Sonia ciao, come state? Ciao, buongiorno, tutto bene, dai. Bene, allora vogliamo partire da Sonia, vogliamo essere così cavalieri. Sonia, il tuo ruolo di commercialista e tributarista, è giusto? Giusto. Perfetto. Naturalmente vivrai un momento difficile perché i tuoi clienti stanno vivendo un momento drammatico. Cosa mi racconti? Come racconti il tuo bellunese? Ma allora, purtroppo, non grazie al governo, i clienti che io ho sono realtà piccole, perché sono piccoli artigiani, piccoli commercianti, non stanno vivendo un bel momento perché ti faccio solamente l'esempio dei 600 euro che hanno richiesto con l'ultimo DPCM. C'è stata una bagarre assoluta, il sito dell'INPS non funzionava e prendere il telefono per poter comunicare, per avere informazioni non esisteva. I clienti sono un attimino preoccupati perché gli aiuti che hanno promesso non pensano di poterli ricevere, quindi sono un attimino preoccupati, soprattutto chi ha fatto grossi investimenti o che comunque, se non l'attività non è aperta, non può guadagnare, perché l'artigiano magari riesce a spostare in avanti il tipo di lavoro, però i negozianti hanno sì la merce in magazzino, però più tempo passa, più gli rimane lì, perché capisci bene, adesso c'è Pasqua, i negozi di abbigliamento potrebbero avere un ricavo maggiore visto la festività, gli rimane tutto fermo in magazzino, però i fornitori vogliono i pagamenti, è quello il problema poi, quindi sono un attimino preoccupati perché poi, come avrai sentito, parlano di finanziamento del 25% del fatturato, però con garanzie sì dello Stato, però non si sa quando arriveranno, se arriveranno, quindi capisci bene che non lo stanno vivendo assolutamente bene, sono proprio preoccupati. Anche poi per le misure da adottare quando si riaprirà, se si riaprirà, quindi capisce bene che se sono negozietti piccoli bisogna mantenere la distanza di sicurezza, i dispositivi medici, tutto quello che serve per avere una certa sicurezza sanitaria, li mettono in difficoltà. Allora, è giusto essere positivi, per carità, e stavamo vivendo 24 ore di rilassamento, forse si rientra, si riapre, meno contagi, meno morti. Poi stamattina mi leggo che all'ospedale di Milano è successo il pandemonio, si sono riempite di nuovo le stanze di rianimazione e la gente andava per le strade tranquilla, e insomma bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti, anche perché ragazzi non sappiamo che nemico abbiamo di fronte. Siamo arrivati a 3 mesi, 4 mesi dall'inizio di questo grande disastro sanitario e non sappiamo che cos'è. Io chiederei a Luca, tu vivi due realtà, una che è quella dell'amministratore di condomini, perciò adesso non so quale tipologia di condomini amministri, ma ci saranno delle persone, degli operai che sono rimasti senza lavoro, che avranno difficoltà a fare i loro pagamenti, e l'altra realtà è quella della partita IVA, dell'attività commerciale, che è un'attività artigianale commerciale, perché probabilmente
chi fa il gelato, perché da quelle parti il gelato è materia di grande scienza, no? Sì. Ciao, mi senti innanzitutto? Perché il Sì, microfono è ti sento sul molto buono. bene, molto Perfetto, ok. va bene così. Ok, Va bene, grazie perfetto. mille. Allora sì, come hai detto tu, sono due attività ben distinte che però vivono la stessa problematica. Se guardo dalla parte dell'amministratore di condominio, il problema ce l'ho più che altro con i fornitori in questo caso, nel senso che tutti i lavori sono momentaneamente bloccati, salvo le urgenti necessità tipo lavori di idraulica, elettricista, ma proprio parliamo di urgenze. Tutto il resto è bloccato. Diciamo che per quanto riguarda alcuni lavori magari non diventa una grossa problematica dal punto di vista del condominio, ti parlo, e dei condomini, nel senso che aspettare una tinteggiatura di una parte linea non ti stravolge la vita. Il problema però in medesimo si riversa sull'artigiano, che quel lavoro lì intanto viene spostato avanti, auspicando che sia solo uno spostamento in avanti, perché come hai detto tu prima, non abbiamo date certe, numeri certi, quindi uno va male a organizzarsi il lavoro, va male a fare dei preventivi, va male a sostenere delle spese. Alcuni artigiani o ditte, meglio, che collaborano con me hanno anche problemi, nel senso che avendo dipendenti li devo mettere in cassa integrazione, non si sa quando si riapre, diventa un po' difficile gestire non tanto l'oggi, più che altro fare una previsione per il domani. Stessa cosa, qua mi collego all'altra attività che ho io, la gelateria. Cioè io oggi mi trovo, guarda, faccio esempio, proprio ieri sono andato in gelateria, in laboratorio, prendo e butto via un po' di roba, perché ovviamente c'è anche merce deperibile, gli acquisti che avevo fatto in previsione di iniziare a lavorare su Pasqua, quella roba là va buttata via. Il problema non sarebbe neanche questo il problema è che io oggi mi trovo a guardare un calendario col punto interrogativo, cioè faccio investimenti, tengo chiuso, dipendenti. Di solito in stagione io assumevo 1/2 dipendenti e quest'anno io non li ho contattati, sinceramente li sentirò, ma non so cosa dirgli, cioè degli ragazzi, portate pazienza. Poi nello spirito egoistico ti dico, penso alla mia attività, allargando con un po' di altruismo, penso anche a sti ragazzi qua che dico, vabbè, io magari non li potrò assumere, però sti qua avranno un altro sbocco professionale o sono lavoratori stagionali che probabilmente resteranno a casa se continua così. Quindi, certo, io ritorno un attimo a Sonia, ma una domanda che faccio a tutti e due, che mi viene in questo momento proprio pensando un po' alla politica. Io non sono, io lo dico chiaramente, io dovrei essere neutrale, però non sono un simpatizzante di questo governo e lo dico con molta chiarezza, per carità. Meglio essere onesti che avere la faccia tosta e essere disonesti. Certo. Però faccio una considerazione, non sarebbe utile, si è sentito da parecchie parti dire ma perché in questo momento non mettiamo da parte destra, sinistra, centro e la politica non si mette a lavorare veramente di concerto per arrivare a risolvere i problemi, non dico della certezza delle date di riapertura, piuttosto delle regole da tenere, ma se non altro del buon senso, mettersi insieme, cercare di utilizzare il buon senso e dire state a casa, dovete utilizzare questi elementi per salvaguardare la vostra e l'altrui salute e lavoriamo insieme per trovare la soluzione. Cosa dite di questo? Possibile che la politica, che noi cittadini, che poi alla fine siamo noi cittadini ad aver mandato lì o mandare lì i politici, che non riusciamo ad avere questa soddisfazione di vedere la politica sana, almeno per questo momento di mala sanità? Beh, oddio, sarebbe un auspicio che lavorassero così, però sai, io resto sempre convinta che chi è al governo, anche se è mandato da noi, non sia in grado di capire fino in fondo le esigenze dei singoli cittadini. E poi una volta che entri nel meccanismo della politica, secondo me vieni trasportato in un mondo a sé stante che non riesce più a focalizzare bene le problematiche, le esigenze dei cittadini, ma si tengono solo la poltrona, nel senso che
vedi che l'emergenza non è ancora finita. Io rimango perplessa che adesso ci sia la bagarre del governo con la regione Lombardia per scambiarsi la colpa, come mai sono venuti tutti quelli deceduti nella provincia di Bergamo e di Brescia. Quello sì, è giusto che si venga a capo a capire cosa è successo, ma non adesso, dopo, quando tutto è finito, devono darsi la colpa uno con l'altro. Invece, secondo me, dovrebbero riuscire prima a risolvere tutte le casistiche, poi capire perché è successo quello che è successo. Però secondo me è proprio il meccanismo della politica che andrebbe cambiato. Chi è al governo, però io non sono in grado di darti le indicazioni corrette, quindi io ho sempre fiducia di chi è lì perché ogni tanto senti delle buone idee, solo che poi magari non riescono a venire portate avanti perché ci sono gli interessi economici, secondo me, di pochi che prevalgono su quelli dei piccoli. Ma guarda Luca, mi rivolgo a Luca adesso. Sonia, tu hai fatto un discorso sensato. A me viene in mente, perché viene la rabbia anche a me, e voglio sentire anche il vostro parere. Abbiamo solo pochi minuti, però a me viene in mente in questi giorni i 600 euro ai commercianti e l'aumento dei vitalizi di 100.000 euro all'anno a certi personaggi che non meritano neanche di essere lì. E questo ci fa arrabbiare. È vero? Allora, come hai detto te, non è che ci fa arrabbiare, ci fa imbestialire. Faccio un passo indietro. Quando abbiamo accennato il discorso di politica, purtroppo la politica viene vista nell'accezione negativa del termine, o meglio, ci sono due schieramenti opposti che continuano a farsi la guerra, una guerra che non ha senso oggi. Cioè, secondo me bisognerebbe scendere in campo e dire guardate, questi sono i numeri, perché io ho la duplice veste di imprenditore e libero professionista. Se mi arrivano, perché devo dire se mi arrivano, mi arriveranno 600 euro. Io non pago neanche l'affitto con quei soldi là. Dopo, piuttosto di niente, meglio piuttosto si dice da ste parti qua. No? L'altro passaggio della manovra è quello di pubblicizzare 400 miliardi di euro che non vengono stanziati, è una garanzia che lo Stato italiano dà, con la quale in sostanza noi partite IVE dovremmo indebitarci per far fronte a cosa? Sostanzialmente il primo passo sarebbe quello di pagare le tasse. Allora è facile fare polemica, sparare sulla Croce Rossa, però voglio dire un passaggio più utile sarebbe stato, al di là delle cifre, che io non so se è sostenibile o meno dal nostro paese, tagliare ad esempio i contributi INPS, cioè mi togli una rata di contributi, non mi fai un regalo, li togli perché è una questione di necessità. Se mi vuoi far vivere di modo che io te li pagherò domani, me li togli oggi. Luca, guarda, stai toccando un tasto che è veramente forte. Per tagliare i contributi INPS bisogna tagliare le careghe che ci sono inutili. Allora dobbiamo, e nessuno ha il coraggio di dirlo, dobbiamo tagliare le sedie, le poltrone degli occupanti, cioè quelli che il posto di lavoro non è come il tuo che al mattino ti alzi alle 5 per andare a preparare il gelato, oppure quello di Sonia che si alza presto al mattino per vedere le pratiche dei suoi clienti. Loro vanno al mattino a prendere il caffè quando vogliono e ce n'è il 70% di quelli che sono seduti dietro lì. Io continuo, approfitto anche della mia posizione per gridare questo e per sentire anche il vostro parere su questo. Bisogna tagliare. Bisogna tagliare e bisognerebbe avere una situazione chiara dei numeri che ci sono in campo, a mio avviso questo, Perché ripeto, dire diamo 600 euro così a pioggia, ma non so se sono tanti, se sono pochi, se queste casse sono piene, sono vuote. Probabilmente fare una revisione della spesa, tagliare costi inutili e girare questi soldi qua su attività che in questo momento ne avrebbero no bisogno, necessità, sarebbe probabilmente più utile per il sistema paese. Dopo qua non voglio neanche fare demagogia, cioè è facile dire togliamo di qua, mettiamo di là. Chiaro che in questo momento ciascuno guarderà il proprio orticello e dirà i soldi va messi di qua, va messi di là. Chiaro che questo non è più il momento di accettare sprechi. Bisogna appunto tagliare, recuperare i fondi, dare delle priorità, cioè dire signori, queste sono le priorità, questi soldi li prendiamo e li mettiamo qua, assumendosi la responsabilità delle decisioni che vengono prese. Una cosa che mi dà fastidio di questo periodo è che, chiaro, il virus non sarà colpa di nessuno, però le decisioni politiche comportano delle responsabilità e le responsabilità qualcuno se le deve assumere, non ci si può nascondere dietro bisogna sentire i virologi, bisogna sentire gli esperti, per amore di Dio, bisogna avere il supporto tecnico di queste persone
però poi la decisione politica spetta a chi di competenza, che si deve assumere oneri e onori, compreso appunto tagli di eventuali costi. Beh, io direi che anche il virus è colpa di qualcuno, comunque questo è un altro argomento che andremo ad affrontare, io vi ringrazio ragazzi della vostra disponibilità e la prossima settimana magari andremo ad affrontare altri temi dopo Pasqua, vedendo come sono si sono evolute le cose e avrò piacere di avervi ancora ospite in Veneto Globe, che ha messo in piedi questa trasmissione Voci dal territorio, per sentire chi vive esattamente sulle loro spalle il problema del coronavirus. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima, che spero sia presto con buone notizie. Ciao ragazzi. Grazie anche a te, ciao, grazie. Grazie, ciao.